Riteniamo di avere necessità di avere strumenti per le forze dell'ordine di allontanare quei soggetti che vengono a Jesolo per creare confusione o per disturbare gli altri. Ecco, questo è proprio il tipo di turista, di ospite che Jesolo non vogliamo, per questo la zona rossa secondo me è uno strumento per rafforzare questo messaggio e da adesso fino al 23 di agosto abbiamo inteso estendere anche le zone di Piazza Milano e Piazza Torino. Da Piazza Casabianca a Piazza Marina fino all'Arenile e la strada retrostante, la zona della stazione per un raggio di 500 metri, Piazza Milano e Piazza Torino. Per la stagione balneare 2026 a Jesolo si ampliano le zone rosse, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine e interdetti alle persone già schedate. Zone rosse che entrano in vigore in queste ore e che rimarranno attive fino al 23 agosto. Ciò non significa che tutta la città non sia assolutamente controllata, avremo a regime con tutti i rinforzi estivi oltre 200 unità fra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera, quindi tutta la città sarà presidiata. Nei giorni scorsi sono arrivati 15 carabinieri a cui dà ospitalità la città di Jesolo, quindi paga il pernottamento, arriveranno delle forze di polizia nelle prossime settimane, la polizia locale lo stesso ha assunto 10 stagionali e anche la Guardia di Finanza poi durante l'estate avrà degli ulteriori rinforzi. Nel 2025 avevano avuto ottimi risultati con nessun episodio violento registrato e che vede con l'entrata in vigore delle zone rosse nel weekend di questo 2026 un deterrente per scongiurare risse, rapine, liti e schiamazzi. Episodi che nelle ultime settimane hanno visto Jesolo al centro delle cronache dopo la rissa scoppiata in piazza Brescia, quella in via Herrera nel quartiere residenziale vicino allo stadio Picchi e gli scontri in piazza Mazzini e piazza Marconi. Zone rosse che scattano anche a Venezia, Chioggia e Sottomarina. Bene così, maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio, così daremo una risposta ovviamente più veloce, più incisiva anche ai cittadini che chiedono e pretendono maggior sicurezza e anche a tutte le attività commerciali del centro di Sottomarina.